Partiranno domani da San Colombano Certenoli i lavori di asfaltatura della statale 225 della Val Fontana Buona. Sarà un cantiere mobile che prenderà il via da Bavaggi per affrontare tutte le zone più ammalorate della lunga arteria fontanina. A spiegarlo i vertici di ANAS per la Liguria. Oggi è previsto l'arrivo dei mezzi, domani appunto il via ai lavori veri e propri. I tratti, che saranno risistemati, si trovano nei comuni di San Colombano Certenoli e di Cicagna, fino alla località Ferrada. Nei tratti interessati lungo l'intero asse sarà istituito un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri a seconda della situazione e del traffico. L'intervento proseguirà sino al 18 ottobre e si fermerà soltanto la domenica e nei giorni festivi. Non è un semplice rifacimento dell'asfalto, spiega ANAS, ma un ripristino profondo. L'obiettivo, infatti, non è soltanto quello di togliere l'usura superficiale, ma di scendere in profondità per dare una maggiore sicurezza alla manutenzione stradale. Ad occuparsi dei lavori, sottolinea sempre l'azienda, sarà un raggruppamento temporaneo di imprese tra le quali figurano la SAM SPA di Alba e la Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì, entrambe in provincia di Cuneo. Questo filone di asfaltature segue a quello già realizzato nel centro di Carasco e a quello avviato e in corso nel comune di Moconesi. Intanto proseguono gli interventi anche sulla Galleria Madonna della Guardia in zona Velva, lungo la 523 dei Centocroci. Sino a venerdì 19 luglio la galleria sarà chiusa tutte le notti, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Durante la chiusura, fa sapere ANAS, il traffico proveniente da Sestri Levante sarà indirizzato sulla provinciale 40 verso la località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e rientro sulla 523 presso Torza nel comune di Maissana. Il traffico proveniente da Varese Ligure diretto a Sestri Levante invece sarà deviato sul percorso inverso.